Amici bellini! Eravamo, si dice bellini, tra virgolette essere bellini. Bellini, eravamo bellini. No, poi pure di questo dobbiamo parlare, perché come ti permetti di usare la parola bellini ma in senso negativo? Per me io ci tengo moltissimo. E poi anche dei paragoni con le scarpe da ballerine, io che dico, giocare a piedi nudi eccetera eccetera. Ci sono tante cose di cui parlare. Oggi c'è anche la conferenza di Conte, però non voglio perdere l'analisi di Torino-Napoli, quindi in fretta cominciamo. Allora, perché ovviamente, no, 2 settimane di pausa senza poter parlare di niente, adesso io vorrei fare 4 video in un giorno, cioè l'analisi che adesso facciamo, poi ci sta il VAR rivista, la nostra rubrica sul VAR, perché quello che danno a Gimenez non hanno dato a Lucca, e se poi Lucca avesse preso quel rigore contro il Milan con Pavlovic avremmo parlato di un altro Lucca, magari con anche altre convinzioni, con un morale più alto, quindi ci sono molte cose di cui parlare. La conferenza di Conte post partita secondo me è fondamentale e adesso la accenniamo, perché ho sempre di più la convinzione. Benvenuto Carmine, benvenuto, iscrivetevi al canale se vi va, perché è una stagione dove anche i mini social dovete iscrivervi, perché possiamo prendere qualche piccolo spunto. Sono andato virale su X perché ho fatto una battuta, però ne parliamo con calma. Adesso vediamo, oggi è capace che escono 2 video, oppure la conferenza di Conte di oggi ne parliamo domani mattina. Cerchiamo di fare il possibile, non voglio inondare il canale di contenuti. Grazie per tutti quelli che lasciano un like, che se li vedono tutti. È stato un weekend tosto per me musicalmente, e quindi dovevo purtroppo il che fa. Allora spostiamoci, per riprendere la questione del VAR, perché qualcuno aveva detto che questa cosa, il giallo ci poteva stare anche qualcos'altro. Rivedendo, queste sono immagini del Torino, che fanno la loro ricostruzione della partita dal campo, belle immagini. Qua onestamente si vede proprio che qua Jesus prende il pallone e poi con la gamba di richiamo tocca anche un pochino, penso fosse Casadei. Però questa è la classica situazione che, se poi succede in area di rigore e la vai a rivedere, ha toccato il pallone, non è rigore. Purtroppo non può essere che un regolamento ha senso in una parte del campo e ne ha un altro in area di rigore. Non può essere assolutamente. E se un tocco, perché lo tocca Gimenez, Gimenez gliela sfiora la faccia, così lui si dispera e cade a terra, stramazza, quello non può essere, perché altrimenti devi dare quello di Pavlovic su Lucca. Tutte le volte che gli toccano il petto e Gimenez si mette la mano in faccia, in mezzo al campo non viene chiamato fallo, perché giustamente non c'è niente. Come può poi in area di rigore a volte sì e a volte no? È questo che ci manda al manicomio, non è tanto l'episodio in se stesso, perché ogni tifoso, ogni squadra ha un episodio a favore o contro di tutte le situazioni. Quindi è inutile che venite a fare poi la morale, piangete, vedi meglio come sta giocando la tua squadra, non perdere. Siamo alle solite. Quindi qua per me, vuoi dare il fallo per imprudenza, va benissimo, prendi palla e avversario e comunque fallo, lo accetto. Il giallo mi sembrava eccessivo, ma ci soffermiamo poco sulle situazioni arbitrali che riguardano la nostra squadra, nonostante a me l'arbitro non sia piaciuto affatto, perché continuo a vedere delle cose. Ve lo ricordate, ne abbiamo parlato, l'eccesso di generosità quando tutta la squadra va a circondare, l'abbiamo visto con Leao, abbiamo visto una cosa che è vista positiva perché il senso di appartenenza eccetera eccetera. Conte lo ha spiegato, quest'anno siamo un po' più propositivi, quindi accetti un rischio che quando devi scappare all'indietro tutti lo devono fare per evitare poi guai, perché altrimenti se fai un duello 1 contro 1 lo puoi perdere. Qua però in mezzo al campo e tutto questo a cerchiare, se poi non la togli la palla a Simeone fa una ripiroletta, non lo so cosa si dice, ruleta, insomma si creano poi degli accoppiamenti che ci sono giocatori che poi liberi. In questo caso Vlasic, se stanno tutti quanti addosso a Simeone si libera del pallone e Vlasic ha tutto il tempo di andarsene, rincorso poi da Anghissà. Questo per me è un problema. Se tu fai gli accoppiamenti devi fare gli accoppiamenti, e se uno perde il duello poi dopo
tempo scalano tutti, altrimenti se andiamo in 5-6 tutti addosso a un giocatore si creano delle difficoltà. Ecco perché io non sono d'accordo con Conte quando Conte dice siamo stati bellini e lui intende troppo magari leziosi in fase offensiva, così. Io penso che siamo stati bruttini sia in fase offensiva sia in fase difensiva, non assolutamente, forse lui la intende così, nel senso che bellini, bruttini, ma insomma non mi è piaciuto, e non mi è piaciuto, io insisto che è più in fase di conferenza che non mi è piaciuto, perché lui dice il gol ce lo siamo fatti da soli. Hai dato un gol sicuramente su una situazione fortuita, il risultato è negativo, ma la prestazione comunque Ho capito, però anche questa azione che poi porta al palo di Vlasic non te lo sei fatto da solo, l'ha creata il Torino questa occasione e tu non hai messo una pezza, quindi non è corretta per me l'analisi di Conte a fine partita, il che mi conferma che lui quando perde va completamente in tilt e non riesce secondo me ad essere freddo nell'analisi. Poi sicuramente a bocce ferme riesce ad analizzare il tutto e poi a sistemare le cose, ma nel momento della sconfitta secondo me Conte perde completamente le staffe e dice anche cose non estremamente condivisibili. Vedete, Vlasic poi se ne scappa, Anguissa è costretto a questa rincorsa, ovviamente Anguissa non è quello che va dritto e prova a prendere pallone o uomo, lo accompagna e Vlasic poi prenderà in controtempo anche Di Lorenzo che prova a mettersi davanti, dal limite dell'area Vlasic tira, palo interno, quindi sfortunato il Torino che l'aveva creata la situazione e il Napoli non aveva messo una pezza. Occasione per il Napoli, forse la più clamorosa, la più netta del primo tempo almeno, oddio quella di Olivera, lasciamo perdere. E Gilmour che porta avanti un pallone, cerca di servire De Bruyne che viene anticipato. Io qua il bello di questa azione quando la rivedi è che De Bruyne capisce prima che verrà anticipato e intuisce dove potrà finire il pallone, perché nel momento in cui arriva questo intervento De Bruyne già va verso il pallone che sarà diciamo la seconda palla e proverà un diretto a giro che verrà deviato quel tanto che basta per metterlo in calcio d'angolo. Però a me la fase difensiva non ha convinto al 100%, perché come vedete io qua col senno di poi, sempre col senno di poi che siamo tutti bravi, l'ascesa, visto che loro giocavano a 3 con Tameze praticamente braccetto, chi deve andare su Tameze? Se ci deve andare De Bruyne, e infatti Conte lo sta indicando, Conte indica sempre vai qua, vai là, però è troppo tardi quando lo dici, ci devono stare già. De Bruyne c'è troppo spazio. Io credo anche che il pressing di Lucca non sia efficace come quello di Højlund, il che porta a scalare tutta una serie di accoppiamenti non velocissimi. Insomma qua De Bruyne deve accorciare, ma nel frattempo tutta questa linea a 5 è perché Spinazzola è su Pedersen, di conseguenza c'è un Olivera che può dare una mano a Juan Jesus, però c'hanno 2 punte loro, quindi Olivera è chiamato probabilmente a scalare su uno delle mezze ali, altrimenti Olivera sta lì che non ha un grande senso e col senno di poi, ve la dico proprio facile, metti Spinazzola terzino che segue Pedersen per tutta la cosa, ti metti quasi a specchio e aggiungi ma in questo momento vi dico Lang perché vi dico Lang, ci metti un Lang esterno alto che sta su Tameze, per dire, in modo tale che poi De Bruyne non deve fare pure lui la rincorsa a tutti gli avversari. È molto facile dirlo dopo, onestamente. Però nel momento in cui le maglie sono così larghe, perché le marcature sono larghe, Tameze scala, avanza un pochino, mette questo pallone su Che Adams, quindi sì, il gol ce lo siamo fatti noi perché arriva poi il rimpallo di Gilmour, però nel frattempo è il Torino che aveva impostato questa azione e ha funzionato. Ripeto, qua Olivera che fa? Perché qua abbiamo l'accoppiamento Juan Jesus con Simeone, Spinazzola con Pedersen, qua Olivera o va forte su Tameze, dare una mano a De Bruyne, oppure lì sei tagliato fuori da qualsiasi azione difensiva. La palla finirà a Che Adams che la controlla, viene incontro e poi Gilmour la toccherà in contrasto e finirà proprio oltre ovviamente la difesa dove Simeone è fuori gioco, ma se non gliela passano gli avversari non è fuori gioco e succede la frittatina. Vedi, l'avevo preso l'altro screenshot
non c'era bisogno di fare tutti i disegni. Troppo spazio intorno, sì, Beukema lo accompagna, però vedete troppo spazio per Che Adams di bloccare il pallone. C'è questa gabbia intorno che però non lo chiude abbastanza, ha lo spazio di controllarlo, poi arriverà Gilmour che farà tutte le cose, ma come vedete forse Bellini è il termine che preferisce Conte in questo caso. Io direi bruttini, io direi un po' morbidi, morbidi nel marcature, morbidi nel creare situazioni di pericolo, morbidi in tutto. E l'altra situazione pericolosa, quel cross di Simeone che poi Pedersen spedisce alto, qua viene da un errore nostro in impostazione, o meglio Anguissa cerca il filtrante per Neres, verrà intercettato e nel momento in cui viene intercettato e il Torino riparte stiamo tutti storti. È quasi naturale, è un rischio calcolato che devi accettare, perché Di Lorenzo, come vedete, sta in avanti, in questa zona ci sarà Spinazzola, di conseguenza a scappare all'indietro diventa difficile. Vedete il Torino muove Che Adams fino qui con Juan Jesus che lo segue, Olivera è sempre in questa zona di mezzo che non si capisce chi si dovrebbe marcare e questa è la cosa che mi dispiace di più. Nel frattempo Simeone fa il contromovimento ad andare a prendere quello spazio e a quel punto lo deve seguire Beukema, ma abbiamo distanze troppo larghe perché eravamo noi in possesso di palla. Seguirà Spinazzola la corsa di Pedersen, ma non ci può arrivare, così come non riesce a chiudere Beukema e Simeone fa una cosa bellissima che se la porta avanti, gli dà anche il pallone coi giri giusti. Era proprio la partita di Simeone. La mancanza di McTominay per me si sente in queste situazioni qua, quando vai poi a riempire l'area. Se siamo solo in tre, perché Anguissa magari sta facendo il McTominay in questo momento, però Anguissa era anche chiamato a farlo con McTominay, quindi diventare almeno 4 contro i 5 del Torino e diventa difficile. Diventa difficile essere pericolosi. Questo è lo spiovente che fa Spinazzola. Alla fine Anguissa riesce a prenderla di testa, ma il pallone è troppo morbido, quindi facile per il portiere. Però ecco, riempire di più l'aria ti riesce meglio con McTominay. È una cosa che io concedo a Conte quando dice: se le defezioni dell'ultimo momento, i punti, perché McTominay ha avuto i punti, adesso li proverà a stringere i denti così, mentre Højlund pare che non ce la faccia per l'affaticamento, tu avevi preparato tutta una serie di cose che con McTominay e Højlund riesci a fare. Con Lucca e Neres, vabbè, Neres Politano vabbè, però con Lucca e Spinazzola, Olivera, perché poi alla fine quelli sono quelli che vengono chiamati in causa, sono completamente diverse. Quindi in ultima istanza secondo me Lang sta crescendo, perché da due palle interessanti, questa la più interessante, un bellissimo passaggio di Spinazzola di esterno, famoso passaggio alla Kvara per Lang, che in corsa la mette dietro a De Bruyne. Questa è la situazione perfetta che il Napoli soffre spesso, cioè il centrocampista che arriva da dietro, tutti gli altri si schiacciano e De Bruyne può impattare. Purtroppo il tiro di sinistro finirà alto, però questi sono presupposti che se il Napoli crea 4-5 volte a partita uno entra, quindi sotto questo punto di vista bene, e mi fa piacere e spero che verrà sottolineato anche in fase di preparazione delle prossime partite che Lang qualche presupposto te lo può creare, quindi non dobbiamo essere per forza asimmetrici e te lo può creare. Poi sta tutto nella mentalità, perché io in reaction lo dico, spero che l'abbiate vista, insomma poco interessa, che va benissimo, tu hai fatto il gol, è chiaro, aspetti questo gol come fosse un disco di platino, ma non ti devi togliere la maglietta e andare a esultare. In teoria dovresti andare a prendere il pallone per fare il 2-1. Lo so, eravamo nel finalissimo eccetera eccetera, però l'abbiamo visto più volte che il Napoli aveva fatto Anguissa per esempio nell'ultima, cioè la voglia di esultare, poi dopo rifletti, torni subito indietro. Il togliersi la maglietta perché sei personaggio e vuoi fare vedere che non mi fa impazzire, e penso che questo porti poi Conte, se deve scegliere 50 e 50, sceglie l'altro e non sceglie ancora Lang, perché queste sono piccole cose che secondo me per Conte sono fondamentali. Pensa Leao
che ieri pure ha provato a togliersi la maglietta. Gabbia è andato proprio a tirargliela, non te la devi togliere, è inutile farsi ammonire. Non c'è arrivato nessuno a prendere Lang e a bloccarlo. Intanto un giallo televisivo te lo sei preso, il fuorigioco è stato chiamato, il Napoli ha perso e quindi male proprio. Voglio andare alle pagelle degli amici bellini perché sono molto dispiaciuto di non avervi dato la live, la possibilità di parlare di questa partita in live. Quindi se ci spostiamo di nuovo, funziona alla grande, si lagga tutto però funziona. Arbitro 5,5, per me anche 5, qualcuno gli ha dato 7, va bene, nel senso che non ci sono situazioni che tu dici è proprio colpa dell'arbitro se il Napoli non ha vinto. Siamo consapevoli che è colpa nostra e quindi va bene così. 5 a Conte e sono d'accordo, penso sul 5 generale, un po' per quello che è stato il piano gara e un po' soprattutto anche per la conferenza post partita, dove l'ho visto in seria sofferenza e con qualche, l'ho visto dubbioso, ecco quello è il problema, l'ho visto dubbioso. Il parlare del possesso palla e vantarsi di quello, del stare nel terzo di campo e quindi di essere una squadra che propone, non basta, Antonio, secondo me. Cioè tu stai facendoli, hai creato i presupposti per creare gol, non basta che solo dipende dagli attaccanti che siano meno bellini e meno ballerini. Secondo me dobbiamo essere pronti, c'è poco tempo, mi rendo conto, c'è poco tempo per preparare, ma bisogna organizzarsi a seconda dell'attaccante che sta giocando in maniera diversa. Sono arrivati molti cross quando Lucca poi è uscito dal campo e lì è un peccato, quindi non so se ci sono dubbi che poi si riversano su quanto fatto in sede di mercato. Le attenuanti ci sono, perché comunque il Napoli senza Rachmani, senza Buongiorno e con defezioni in attacco pesanti ci può stare, però il migliore in campo del Torino è stato Simeone e non Israel, e questo per me è... Sembra quasi che sai, poco. Allora, vuol dire che il Napoli non meritava di vincere. Se invece il portiere fa tutti i miracoli, allora io dico ok, hai creato i presupposti e non hai avuto cazzini. Senza voto Elmas, un 6 ad Ambrosino mo si sta parlando addirittura che Ambrosino potrebbe partire titolare contro il PSV. Sarebbe una brutta sbocciatura per Lucca, che vabbè, è una questione anche di caratteristiche, a me non sta facendo impazzire in questo momento. Potrà sicuramente crescere, ma è molto molto indietro rispetto a quello che ti può dare un Højlund. 6 meno Politano, che impatta bene sulla gara, porta lui quel tiro che finisce sul palo, che poi porterà al non goal di Lang. Quindi sì, ci lamentiamo che non gioca Politano, poi gioca Neres per me da 5,5, adesso vediamo cosa gli danno. 6 più, si premia l'impatto di Lang, io glielo tolgo il più per il fatto della maglietta, per un fatto di mentalità, spero che possa avere più minuti. 6 meno Buongiorno, che abbiamo rivisto in campo e questo è importante. Premio Michu, mi sa che è andato a Lucca. Voglio dargli solamente come pregio che quando riesce a bloccare il pallone, poche volte, spesso gli fanno fallo, e quando gli fanno fallo lui ha preso un paio di punizioni che poi non sono state sfruttate dal Napoli. Credo entrambe le punizioni, quella tirata da De Bruyne con la maledettina e quella di Neres sparata alle stelle, penso le abbia prese entrambi lui, quindi questo è una cosa positiva, tutto il resto no. Premio Reali va a Spinazzola, che cresce nella partita, oltre a fare l'ala destra poi continua a spingere molto anche da terzino puro. Secondo me va sfruttato in questo modo proprio per avere una freccia in più. Se già è ala lui, vuol dire che poi il terzino non lo sfrutti per niente, e quindi sfruttare Spinazzola con la sua capacità di andare in avanti e anche di riaccorciare, secondo me da terzino è importantissimo, altrimenti te lo tieni come jolly e fai giocare Gutierrez ad oggi. 6 De Bruyne, che cerca di fare un po' di tutto, finisce anche regista, ha avuto delle occasioni, forse il piede non era caldissimo anche se c'era andato vicino. 5 in più Anghissasi, che corre un po' per il campo, non trova una zolla, non se lo prende il campo, il centrocampo. 5 in più Neres, sì, insomma 5,5, 5 in più, siamo lì.
qualche presupposto lo crea. Alla fine il mancato tiro di Oliveira viene quella volta in cui Neres premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, e quindi fanno un'azione alla Politano Di Lorenzo e Di Lorenzo la mette dentro. È bello che Oliveira arrivi sul primo palo, però poi non la impatta e allora parlammo di niente. Gilmour 5+, purtroppo anche lui cerca di fare quello che è chiamato a fare in regia. Per me è una questione proprio di ritmo, poi che lui vada in contrasto su Adam e il pallone finisca pulito su Simeone è anche casuale, però altre volte non è uscito vittorioso dai duelli, e quello è importantissimo nel centrocampo. Quindi 4,5 Oliveira, non infierisco, mi dispiace assai, però per me ad oggi è l'ultima scelta. 5,5 Juan Jesus, immagino anche per quel cartellino giallo. Per me non ha fatto disastri, però lo mettiamo nel computo di tutta una difesa che doveva stare molto più attaccata agli attaccanti del Torino, quindi idem per Beukema, quindi mi sembra un voto anche politico. 5- per Di Lorenzo, che deve crescere tantissimo. Noi siamo abbastanza dipendenti da Di Lorenzo. Se lui riesce a stare in partita, a essere quell'uomo in più a centrocampo e recuperare un po' di brillantezza in difesa, che non è mai stata il suo punto di forza, però viene saltato sistematicamente e diventa un problema. Non grandi responsabilità di Savic sul gol di Simeone, esce abbastanza bene su Pedersen dando fastidio, un'altra parata facile su Adam, regolare amministrazione, e tant'è. Chiedo scusa se questa analisi è un po' più breve, magari il video esce lungo lo stesso, ma è questione di che vorrei veramente parlare di tantissime cose, compreso il discorso degli avversari, perché se vai a vedere è chiaro, il Milan fa quel salto in avanti, meritando, non meritando, me lo dite voi. Insomma, l'Inter ha recuperato quelle 2 sconfitte iniziali, perché adesso 2 sconfitte ce l'ha la Roma, 2 sconfitte le abbiamo noi, 2 sconfitte le ha l'Inter, e quindi è tutto molto livellato in classifica. E ci sarà da battagliare, su questo Conte aveva ragione. L'importante è non perdersi d'animo e di non buttare a mare tutto, perché con questa squadra si può far meglio, ci sono margini di miglioramento secondo me su tutti i punti di vista, sia a livello difensivo sia a livello offensivo. Il modulo conta fino a un certo punto, conta il piano gara, contano gli accoppiamenti in fase difensiva, che sono 2 cose diverse, e a volte gli accoppiamenti non sempre sono ideali, quando poi devi fare una cosa in avanti e poi ricompaginare tutta la fase difensiva con accoppiamenti diversi. Questo secondo me è una cosa che può portare i giocatori a dover pensare troppo e magari perdi quel microsecondo che ti serve per essere decisivo e prima sul pallone. C'è poco tempo per lavorare, ma bisogna farlo, quindi io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like. Vediamo se l'analisi della conferenza pre-Champions vi arriva stasera stessa o domani, e vate tranquilli, vate tranquilli, che noi non molliamo niente, e grazie per aver visto una cosa, analisi della partita che già è preistoria, perché oggi bisognava fare solamente un video sul VAR, ma non vi preoccupate.